Un buongiorno ancora a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Sono stati svelati questa mattina i nomi dei vincitori nell'ambito della festa del Mister organizzata dal gruppo provinciale AIAC di Udine, evento che torna dopo 2 anni di assenza. L'appuntamento è per lunedì prossimo 2 maggio alle 17. Gianni Tortolo torna alla festa del Mister, lo fa dopo 2 anni di assenza, lo fa in un'altra fascia temporale per quanto riguarda quest'anno, perché si vanno a premiare i vincitori della stagione 19-20, si vanno a consegnare anche i consueti premi, però con una novità, perché non ci sarà più il premio Comuzzi, che si è fermato alla 25esima edizione con la volontà e il consenso della famiglia, ma si ricorderà qualcun altro. Sì, si ricorda, abbiamo istituito, il gruppo consiglio direttivo di Udine ha istituito il premio al professor Silvano Pravisano. Silvano Pravisano è stato un nostro maestro del calcio, è stato un grande allenatore, un grande educatore, oltre che una grande persona. Purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato e il gruppo di Udine per riconoscenza ha voluto istituire col consenso della famiglia, chiaramente abbiamo istituito questo premio. Premio molto prestigioso secondo me, perché il nome del personaggio è molto importante e quindi ha lasciato dei segni molto importanti nel calcio regionale, oltre che nel calcio nazionale, perché ci sono dei calciatori che con lui hanno vinto la Coppa Primavera, il campionato Primavera, ha vinto lo scudetto e saranno presenti almeno 3 di loro in quel giorno del 2 maggio e quindi ci fa piacere, hanno accettato l'invito con grande entusiasmo. Un premio importante anche perché, così come nel vostro stile, viene assegnato dai colleghi, proprio quindi dagli stessi allenatori associati all'AIAC per quanto riguarda la provincia di Udine, così come anche il premio per il settore giovanile, c'è poi anche un premio per il calcio femminile. I premi alla carriera e un premio allo sportivo friulano del calcio dell'anno. Possiamo allora anticipare, annunciare chi sono? Sì, iniziamo il premio alla carriera. Il premio alla carriera è la provincia di Udine è formata da 3 gruppi, gruppo della Bassa, della Carnia e di Udine. Allora della Carnia viene premiato Enzo Zearo, una storia nel calcio tolmezzino della Carnia, un allenatore oltre che grande calciatore. Della Bassa viene premiato Rossano Del Frate è ex calciatore anche professionista e quindi un premio molto importante con personaggi importanti. Il premio a Udine verrà consegnato a Roberto Comuzzi, grande allenatore ma anche grande calciatore, ha calcato campi molto importanti specialmente nei settori giovanili e poi come allenatore anche ha fatto settori giovanili molto importanti. Dopo 50 anni di calcio tra calciatore e allenatore penso sia un premio dovuto e senz'altro meritato. Il premio Pravisano chi andrà? Il premio Pravisano andrà a Paolo Peressotti. Noi abbiamo fatto uno stage, hanno votato gli allenatori e lui ha vinto questo premio Pravisano che verrà consegnato sempre il 2 maggio a Udine. Paolo Peressotti è un ex calciatore, anche lui professionista, quindi è allenatore dei dilettanti. Poi c'è Matteo De Biagio per il settore giovanile e Ligida Zulian per il calcio femminile. E poi c'è il premio allo sportivo friulano del calcio. Chi sarà? Premio sportivo friulano del calcio quest'anno è toccato a Maurizio Ganz, una persona con grande entusiasmo, veramente quando gli abbiamo annunciato è rimasto veramente contento, farà di tutto per essere presente, ci ha garantito la presenza, altrimenti non gli davamo il premio se non ce lo garantiva e quindi sarà presente lunedì a Udine a ricevere questo premio. Ritengo che Maurizio Ganz ha fatto la storia del calcio, ha giocato in Serie A con tantissime squadre, non sto a elencarle, però dico solo che ha fatto quasi 250 gol in Serie A, quindi è un premio meritatissimo, ecco. E il segna sempre lui, infatti, si diceva Milano, appuntamento quindi nel Salone della Provincia. Salone della Provincia, 2 maggio, ore 17. Per ora i posti sono limitati al 70%, io spero che fra un giorno o 2 abbiamo l'autorizzazione di aprire il massimo così la sala potrà riempirsi.
E ora una storia, una testimonianza, quella di Irina Shevchuk, una donna ucraina che da 16 anni vive e lavora come badante a Udine, che a febbraio si trovava nel suo paese d'origine per assistere i suoi familiari e lì è rimasta poi per contribuire nel suo piccolo a combattere una guerra, cucinando per le truppe impegnate al fronte. L'abbiamo contattata. In Italia io ce l'ho tanti amici, ce l'ho anche compagni, o figli di compagno che mi ha chiamato tante volte, proposto per tornare in Italia che tengano per me casa. Io gli ho detto per adesso io non posso tornare. Io sono tornata da Ucraina primi giorni di febbraio. Mia figlia ha avuto con nipote Covid. Io devo tornare per aiutare loro, stare vicino, curare. 26 febbraio dovevo tornare indietro in Italia, però non poteva tornare, poi è cominciata la guerra. 24 febbraio, russi soldati attaccato le nostre città. Io pensavo all'inizio che può darsi prendere i miei nipoti e andare a tornare in Italia, però che visto che non bombardano nostra parte, una cosa che ho deciso che dobbiamo fare qualcosa per i nostri soldati, per gente che scappano di guerra, che non hanno cibo, non hanno dove vivere. Ogni giorno che facciamo qualcosa, raccogliamo tante cose per mandare per gente che si è rimasta senza niente, per questi che scappano di guerra, anche per i nostri soldati. E ogni giorno, no, ogni giorno, 3 volte a settimana partiamo i nostri pacchi, prepariamo ravioli, frittatine, tante cose, cibo, per mandare ai nostri soldati e per gente che non stanno a casa, non hanno niente, che si trovano un ambiente tutti insieme, però si rimangono senza cose elementari. Raccogliamo tutte le robe insieme e portiamo da città Ivano Frankowski, dopo con treno, carichiamo un treno e portano da Kiev. A Kiev abbiamo altri volontariati che portano più da posti vicino guerra, dove c'è soldati, dove c'è gente che è tutto bombardato, non c'è negozio, non c'è niente cibo, e aiutiamo questo coso. Anche il popolo italiano, una cosa che è stato vicino a noi, aiutano, dato armi, cibo, medicina, vestiti, raccoltano nostri gente che scappa di guerra, aiutano, danno dove vivere, mangiare. Il governo italiano sta vicino a noi e aiuta. Ringrazio di me, di tutto il mio popolo, che voi state bravi, che aiutate tanto. Il nostro gruppo che c'è, Italiane Friulane, ringrazio anche voi. Io credo che si finisce presto questa guerra. Maggio e finisce. Maggio, giugno, non di più. Io credo che tornerò in Italia giugno per un po' riposare, per vedere voi, per lavorare, anche devo aiutare i dopo che lavorando posso guadagnare soldi e mandare per restaurare, per recuperare la nostra patria. Non siamo nazisti, noi vogliamo bene sua patria, nostre tradizioni, non prendiamo per nessuno, non vogliamo prendere Russia, vogliamo vivere la nostra parte pacifico e lavorare. Noi dobbiamo vincere, buttare via tutti i soldati in Russia, liberare la nostra patria e dopo avremo pace. Loro no, russi mai lasciano noi, nostra patria in pace. Attrice e cantante famosissima non solo ad Hong Kong, una vera e propria celebrità. Steffi Tang ha incantato il pubblico di Udine nella 4ª giornata del Far East Film Festival, con un grande successo per la manifestazione al ritorno in presenza. Facciamo un bilancio di queste prime giornate, si ritorna quest'anno finalmente alla normalità, come sta andando? Sta andando veramente molto molto bene, siamo veramente felici di aver dato il benvenuto in persona a numerosissime decine di filmmakers che si sono mossi dall'Oriente per raggiungere proprio la nostra città qui a Udine. Si sono trovati molto bene perché hanno sentito subito il calore del pubblico nella sala cinematografica,
che stava aspettando da 3 anni la loro presenza, per cui questo è stato un momento veramente molto emozionante. Tutti quanti, tutte le persone che hanno assistito infatti alla opening hanno sentito questa emozione del tornare finalmente in presenza, a incontrarsi di persona e tornare soprattutto a quello che è la nostra casa, che è il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E poi ci sono le prossime giornate dove arriveranno dei super ospiti, in particolare venerdì. Sono arrivati, sì certo, sono arrivati anche molti dalle Filippine perché abbiamo questa convention, questa partnership proprio con l'FDCP, che è l'ente governativo che promuove il cinema filippino nel mondo. Stiamo aspettando chiaramente Takeshi Kitano, che è la superstar, la leggenda del cinema asiatico, non soltanto giapponese, del cinema in generale, a livello internazionale ovviamente. Le cose non sono facilissime perché, come sapete, siamo ancora in epoca Covid, quindi significa comunque superare tutta una serie di controlli e soprattutto avere a che fare con un paese come il Giappone dove c'è comunque tantissima burocrazia. Quindi stiamo completando tutte le esigenze che questa presenza porta con sé e sarà una serata, ci auguriamo, appunto, memorabile. Udine come sta rispondendo a queste giornate del FEF? Bene, ci sono tantissimi eventi in città. Abbiamo inserito anche 2 sezioni nuove che sono appunto la musica live con un concerto che si è tenuto lo scorso sabato proprio al Visionario. Un'artista giapponese, Midori Hirano, si è esibita in collaborazione con Sexto Unplugged. Poi abbiamo anche istituito una nuova sezione dedicata alle arti performative con il Centro Servizi Spettacoli e abbiamo 2 artisti asiatici che vivevano già in Europa che si sono esibiti in queste performance che appunto sono legate sia al teatro che alla musica, per cui la città sta rispondendo molto bene. Siete contenti, siete soddisfatti e non vedete l'ora anche di tracciare un bilancio conclusivo per capire anche come è stato l'impatto di questo FEF che ritorna alla normalità? Sì, assolutamente, la presenza del pubblico in sala per vedere i film al teatro e anche al Visionario, perché alcune delle sezioni retrospettive, i focus, si svolgono nella sala Eden del Visionario, la nuovissima proprio sala Eden del Visionario. Devo dire che i numeri sono molto rassicuranti. Teniamo conto comunque che non è scontato perché ci sono stati 2 anni e mezzo di pandemia, quindi stiamo ancora superando certe barriere che sono anche barriere emotive, perché in realtà abbiamo detto sempre a tutti il cinema è un luogo sicuro, i controlli ci sono, entriamo con la mascherina, teniamo la mascherina comunque FFP2 in sala, qui fuori possiamo tenere quella chirurgica, per cui c'è il massimo controllo e la gente infatti risponde perché è bellissimo essere finalmente in sala assieme a tutte le altre persone che sono appassionate di cinema asiatico. E noi tra poco ritorniamo con la seconda parte di A voi la linea. Nasce il distretto del commercio Tresemane, è stata siglata oggi nella sede di Confcommercio la lettera di intenti per la costituzione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo del distretto che coinvolge Regione, Confcommercio stessa, i sindaci di Tavagnacco, Reana, Tricesimo e Cassacco e la rete di imprese Mercato Nuovo. Siglato a Tavagnacco l'accordo del distretto che riguarda il Tresemane, che in sostanza ha lo scopo di favorire la transizione ecologica, l'economia circolare, con la riqualificazione delle aree che sono a forte vocazione economica. Vediamo coinvolti i comuni di Tavagnacco, Tricesimo, Reana e Cassacco, per la prima volta tutti insieme. Sì, già questo è un fatto storico, poi ricordiamo che l'asse della Tresemane è un asse economico di primaria importanza, dove convergono attività di commercio, di servizi, di attività turistiche, ristoranti, alberghi, e riuscire a metterli insieme in un progetto comune. Ci abbiamo provato anche tanto tempo fa con le amministrazioni comunali. Questa opportunità trova un'occasione nell'ambito della nuova legislazione all'interno di Sviluppo Impresa che va a regolamentare e a creare dei percorsi nuovi che sono i distretti commerciali,
E questo vuol dire mettere insieme sindaci, mettere insieme imprenditori, mettere insieme la volontà di avere progettualità. Capofila al comune di Tavagnacco, Moreno Lirutti, è stato un grande lavoro e tra l'altro un grande coinvolgimento di tutti gli imprenditori dell'area. Assolutamente, un grande lavoro. Noi abbiamo ereditato questa progettualità, insomma, da chi ci ha preceduto, però diciamo siamo arrivati adesso all'obiettivo grazie alla sensibilità della Regione, in particolare dell'assessore Bini, e grazie anche a Confcommercio che ci ha accompagnato in questo percorso. Ovviamente questo lavoro di rete, Regione, autonomie locali, Confcommercio e soprattutto la rete degli imprenditori è stata fondamentale, per cui anche il sentire gli imprenditori vicini, il sentire gli imprenditori creativi, innovativi, per noi è stato uno sprone fondamentale. Con noi l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Effettivamente lei ha evidenziato che nel giro di poco tempo è stato guadagnato il tempo perduto in tanti anni, no? Perché da tempo si cercava di trovare, di fare una quadra, di riuscire a mettere insieme imprenditori su questo asse e finalmente c'è questa unità di intenti. Beh sì, un plauso va fatto agli autori protagonisti di questa intrapresa, mi riferisco alle associazioni di categoria, ai comuni, alle reti, agli imprenditori in primis, perché non dimentichiamoci che dietro questa importantissima asse, quale le Tresemane, ci sono degli importanti imprenditori che danno, creano, garantiscono posti di lavoro e fanno degli investimenti, hanno fatto anche degli investimenti importanti. Noi abbiamo come pubblica amministrazione, come Regione, come dire, la volontà di sostenere gli stessi in un momento proprio non semplice, non facile, l'ho detto prima. Questi signori sono da oltre 2 anni che stanno lottando pur di tenere le saracinesche aperte e ci stanno riuscendo. Come ha detto il sindaco correttamente poc'anzi, questa è un'area fondamentale, importante, con delle potenzialità di crescita enorme. Indubbiamente necessita di un restyling e soprattutto necessita di una condivisione, nel creare proprio quella squadra che con questa lettera di intenti si è creata. Quindi un plauso davvero all'iniziativa che dà risposte anche a quella che Sviluppo Impresa ha voluto chiedere ai territori e come dire, alle associazioni di categoria, i distretti del commercio appunto. Quindi si punterà anche alla sistemazione delle infrastrutture. Beh, insomma, quando tu parli di un distretto del commercio, la legge stessa prevede sia interventi a livello infrastrutturale sia interventi diretti nei confronti degli imprenditori per quanto riguarda investimenti. Quindi gli ingredienti ci sono tutti, la volontà dell'amministrazione Fedriga c'è, abbiamo dato comunque già dimostrazione di cosa significa intervenire con come dire, i fatti e non con le parole. Quindi insomma questa è la prima pietra, ci sarà tutta un'altra serie di passaggi obbligatori, ma insomma siamo partiti con il piede giusto indubbiamente. E ora parliamo di sanità perché nel Pordenonese resta confermato lo sciopero per il 13 maggio anche se ci sono margini di trattativa, almeno questo è emerso nel corso dell'incontro tra tutti i sindacati e il vicepresidente della regione Riccardi che proverà a mediare con l'azienda sanitaria per trovare una soluzione alle richieste delle parti sociali. Oggi questo incontro tra i sindacati e la Regione per cercare di trovare un accordo, una mediazione in vista dello sciopero che avete proclamato per il 13 di maggio. L'incontro con l'assessore è stato un incontro positivo, un dialogo aperto, un dialogo dove abbiamo tutti quanti cercato di avere un obiettivo comune, quello di dare soddisfazione alle nostre richieste soprattutto delle lavoratrici e dei lavoratori. Possiamo dire che a oggi l'assessore è uscito impegnandosi a trovare una soluzione. Abbiamo ribadito con l'assessore il fatto che per noi, finché non ci sono modifiche concrete, il 13 di maggio rimane una data confermata dallo sciopero, però siamo, come dire, positivi in una soluzione che potrebbe scongiurare questa data dello sciopero.
Sul tavolo quali erano insomma, gli elementi che avete posto e quelle che sono state le risposte dell'assessore? Sicuramente gli elementi sono quelli delle maggiorazioni, delle indennità di turno delle persone, che il contendere è quello, ma non solo quello, ci sono i rapporti con la direzione generale che non sono, come immagino tutti lo sappiate, insomma non sono positivi, e l'altra cosa sono il riconoscimento dei contratti a termine che adesso sono riconfermati, il pagamento di parte delle vaccinazioni ancora da pagare, insomma ci sono altri elementi, però l'elemento più importante è quello delle maggiorazioni, dell'accordo non rispettato da parte della direzione. Che tipo di rassicurazioni avete ricevuto su questi fronti? Le assicurazioni di un intervento dell'assessore con le sue, ovviamente i suoi strumenti, le sue competenze, un intervento, adesso aspettiamo, insomma, noi oggi iniziamo le assemblee con i lavoratori in tutta l'azienda, ne abbiamo in programma una ventina da qua al 13 di maggio, siamo aperti a qualunque convocazione che vada a risolvere il problema, se non ci sarà il 13 maggio viene confermato lo sciopero. Si auspicava che l'incontro con l'assessore fosse un incontro di dialogo e questo è successo. Ci ha rassicurato che in tutte le cose che gli abbiamo detto si impegnerà nel portare avanti queste problematiche e sicuramente andremo a risolvere il problema. E speriamo che questa amministrazione finalmente cominci a dialogare con le parti sociali, che è una cosa indispensabile. Abbiamo ascoltato, abbiamo portato al tavolo le problematiche, adesso inizieranno appunto le assemblee con i lavoratori e i lavoratori decideranno anche il futuro, e nel frattempo ci auguriamo che arrivi l'accordo uguale a quello del 2021. L'incontro secondo me è stato positivo. E quando c'è il dialogo le cose sono sempre positive. Io sono venuto ad ascoltare le ragioni dei sindacati, ovviamente noi abbiamo poche energie dopo tutta la fatica della pandemia e anche quello che stiamo ancora facendo, perché la pandemia purtroppo non è finita. Quelle energie vanno utilizzate in positivo, non devono essere utilizzate per conflitti, quindi io cercherò di comporre queste posizioni diverse che emergono. Poi la posizione dei sindacati è questa: ci sono due aziende che hanno fatto questo lavoro, ce n'è un'altra nell'autonomia dei direttori generali, che sono ovviamente i responsabili della negoziazione, hanno avanzato una proposta diversa, su questa proposta le organizzazioni sindacali non sono d'accordo, quindi è chiaro che bisogna cercare di ricomporre questo. Io mi sono fatto carico di questa situazione e, come ripeto, di problemi ne abbiamo già tanti, non possiamo perdere il tempo a continuare a baruffare, perché questo non va bene per nessuno e mette anche in discussione la credibilità del sistema. Direi che su questo la misura è colma. È anche giusto però per chi ha lavorato, insomma, prende i soldi che gli spettano, no? Non dovremmo neanche dirlo, mi pare scontato, ma mi pare che il tema però non sia questo. Il tema è l'approccio dell'accordo, riguarda altre cose che non sono queste, ma riguarda una diversa retribuzione rispetto a un numero di turni che vengono fatti. Un accordo che è stato siglato lo scorso anno in un modo e questo anno a Pordenone viene proposto in un altro modo. Io, sentiti i sindacati, incontrerò il direttore generale per sentire le sue ragioni, poi è evidente questa è una responsabilità dei direttori generali, ma non è che la Regione sia fuori da questa partita, perché l'accordo madre l'ho firmato io e l'ha deliberato la Giunta regionale. Questa sera alle 21 torna lo Scrigno, che sarà dedicato a Marano Lagunare. Tra un mese, sede di partenza di tappa del Giro d'Italia. Sentiamo qualche anticipazione da Daniele Paroni. Cason Zanveccio, questo è il simbolo di questa struttura nel bel mezzo della laguna di Marano Lagunare, grazie della linea, e questa è solo una piccolissima anticipazione di quello che vi mostreremo questa sera allo Scrigno ore 21, perché dobbiamo parlare di Marano Lagunare, perché il 27 di maggio questa località ospiterà il Giro d'Italia, Sindaco. Sì, un evento sicuramente straordinario e speciale per Marano. Il 27 maggio partirà la 19ª tappa del 105esimo Giro d'Italia. Per Marano, come dicevo, un'occasione speciale. Ci stiamo preparando al meglio per accogliere
quasi 200 corridori di questo Giro d'Italia, le migliaia di spettatori che verranno a vedere questa partenza, e Marano è già in fermento, ecco, per questo. Beppi, veramente in 20 secondi, questo è una tua creatura. Beh sì, praticamente è quello che ha insegnato gli anziani, è quello che ho ereditato dalla storia di Marano. Quanti casoni ci sono in zona? Ma saranno una trentina, un tempo molti di più, però adesso sono casoni più che altro di weekend, chiamiamoli così. Direttore della riserva invece sa tutto sull'avifauna che caratterizza quest'area. Sì, il punto più importante è quello che attira i visitatori, che incuriosisce, e speriamo che attraverso questo proprio interessiamo le persone alla natura, a invogliarle e ad aiutarci sempre più, quindi con il loro consenso, a conservarle anche per il futuro. Vice Sindaco, se le dico fasolari, lei cosa mi risponde? Vi dico che è uno dei prodotti migliori che abbiamo qua nell'Alto Adriatico e lo produciamo fresco nel nostro territorio. Il 90% va in meridione. Sì, il 90% va in meridione, però devo dire che negli ultimi anni, grazie alla pubblicità che si sta facendo, con le manifestazioni che si fanno durante il periodo estivo, il prodotto è conosciuto anche nel territorio ed è molto, molto apprezzato. E allora guardate da qua che cosa riusciamo a vedere. Quella è Lignano e sembra veramente a 2 passi da noi, e qui siamo nel Cason Zanvecio, quindi vi do appuntamento questa sera da Marano Lagunare. È veramente tutto, e come dico di solito in questi collegamenti, a voi la linea. Grazie a Daniele Paroni, noi ci fermiamo qui, grazie per aver seguito, a voi la linea, arrivederci, buona giornata.